Buonasera. Bentrovati a questa nuova puntata di Effetto Friuli Giovani. Buonasera ai tanti ragazzi, numerosi ancora una volta, ci fa moltissimo piacere. Le scuole che sono rappresentate questa sera, Cecconi, Cefap, Stringer, Marinelli e Stellini, così per fare un po' il quadro dei nostri ospiti, dei nostri protagonisti di questa trasmissione. Ci eravamo lasciati venerdì scorso con una rapidissima riflessione su quello che sarà il tema, il punto di partenza del confronto per questa sera. La discussa circolare sul velo islamico dell'Isis Malignani di Cervignano. Tantissime polemiche in merito a questa circolare, polemiche, forse anche qualche strumentalizzazione. Gli adulti hanno detto la loro, questo è poco ma sicuro. Ovviamente la nostra prospettiva, il nostro punto di vista è diverso. Vogliamo sentir parlare i giovani questa volta, che cosa ne pensano di questa circolare, di tutto quello che è accaduto. Ma questo, dicevo, è solo il punto di partenza, perché poi parleremo un po' più in generale di libertà di espressione, come la interpretano, come la vivono, che cos'è la libertà di espressione per i nostri studenti. Faremo un passetto più in là perché parleremo anche di laicità nella scuola e non solo, anche questo insomma un tema di cui si è molto dibattuto. E poi un altro aspetto molto importante che è quello della possibilità di dialogo tra persone di diversa appartenenza culturale, politica e religiosa. Che tipo di convivenza c'è a scuola? Funziona? Non funziona? Non funziona, che cosa succede poi ovviamente anche al di fuori delle aule. Mi alzo per raggiungere i nostri ospiti, saluto i prof che oggi sono stati promossi e siedono in cattedra, si fa per dire. Saluto Francesco Cioli e Luca Martini, grazie per essere con noi. Oggi li abbiamo messi sulla poltrona perché la scuola è direttamente coinvolta, perlomeno insomma nella parte iniziale, nello spunto iniziale. E poi saluto Bozidar Stanisic, grazie per essere con noi, buonasera. Buonasera. Presidente del Centro Balducci di Zugliano, però voglio dire due parole, perché al di là del contributo che potrà dare con le sue riflessioni questa sera, lo stimolo che potrà offrire ai ragazzi per le riflessioni, c'è anche una storia che è particolare, che è significativa anch'essa. È arrivato a Zugliano nel 1992, bosniaco, ed è sostanzialmente assieme alla sua famiglia giunto in Friuli come profugo appunto nel 1992, certo. Giusto? E questo perché ha rifiutato di imbracciare le armi. Le guerre nell'ex Jugoslavia non sono un ricordo così lontano, anche se è passato del tempo. Nel suo paese, a Sarajevo per la precisione, si è laureato in filosofia, nel suo paese è stato insegnante, è scrittore, è poeta, per cui magari ci potrà raccontare anche qualcosa su Sarajevo, sulla cosmopolita Sarajevo, dove convivono tante religioni, cattolici, cristiani ortodossi, ci sono gli ebrei e poi c'è naturalmente anche l'Islam. Sarajevo è stata chiamata la Gerusalemme d'Europa, cercheremo di capire che cosa funziona lì, come lì si vive la convivenza, magari c'è qualche spunto interessante anche per noi. Grazie intanto, ma vado subito dai protagonisti perché ci eravamo lasciati la scorsa settimana dicendo o scoprendo quantomeno che a scuola di questa famosa circolare, di questo divieto a indossare il velo islamico non si è parlato. Per cui la prima domanda che vi faccio a chi ha il microfono, ma una prima risposta potete darmela tutti quanti: se ne è parlato o no in quest'ultima settimana o nulla è cambiato? No. Ah, vai, raccontaci. Mi chiamo Giada, non ne abbiamo parlato a scuola, ma fuori da scuola con dei miei compagni e con un professore ne abbiamo parlato e abbiamo fatto delle riflessioni su quello che pensavamo. Che idea ti sei fatta di questa vicenda? Penso che, a mio parere, il direttore di quella scuola ha fatto una cosa senza pensare, non ragionando e non parlando con altri professori o altre persone che magari potevano consigliarlo o dirgli delle cose che magari avrebbero impedito che si scatenasse tutto quello che è successo dopo.
Allora, facciamo un passetto indietro perché abbiamo preparato una scheda che riassume un po' la vicenda partendo da quelle che sono le parole, quanto è scritto in questa famosa circolare. Allora andiamo a vedere la scheda e poi da lì ripartiamo con le nostre riflessioni. Nonostante gli sforzi profusi da tanti docenti di buona volontà, sinceramente impegnati come formatori a trasmettere valori dell'accettazione dell'altro e del reciproco rispetto, ci tocca amaramente constatare che, da quando i jihadisti dell'ISIS hanno scatenato con la brutalità dei loro attacchi una guerra totale contro l'Occidente, gli sciiti, gli infedeli di tutte le specie, compresi i sunniti moderati, perseguendo l'idea folle di restaurare il califato islamico, tra i nostri studenti si sono diffusi sentimenti ostili ai musulmani e in genere agli arabi, che costituiscono una numerosa comunità nella nostra scuola. Esordisce così l'ormai famosa circolare 123 dell'11 febbraio scorso, emessa da Aldo Durì, dirigente scolastico dell'Isis Malignani di Cervignano, che è stata interpretata come un divieto di indossare il velo islamico in classe. Gli insulti razzisti, prosegue la circolare, sono divenuti pratica corrente e talvolta dalle parole si è passati ai fatti. Queste tensioni, queste frizioni, queste violenze addirittura non nascono dallo scontro tra culture ed ideologie, sorgono semplicemente dall'ignoranza e dal degrado che allineano in certi ambienti marginali del nostro civilissimo Friuli. E dato che questa rabbia è un sentimento vigliacco, essa prende di preferenza a bersaglio il compagno diverso ed isolato, perché semplicemente timido o forestiero, semplicemente in un modo o nell'altro non omologato ai comportamenti prevalenti. Non esistono e non devono esistere guerre di religione a scuola, le armi che dobbiamo utilizzare per prevenire questi patetici fenomeni sono la persuasione, la riflessione, il confronto, la testimonianza di chi nella vita ha patito soprusi e discriminazioni in nome della propria etnia, condizione, religione o ideologia. Ma dove quest'opera di educazione e convincimento non bastasse, per i più ottusi, per gli ostinati, per gli incorreggibili, ci sarà inevitabilmente la repressione. Della circolare si occupa la stampa ed è polemica tra chi si schiera a favore e chi contro il preside. Così fino al 17 febbraio, quando Pietro Biasiol, dirigente vicario dell'ufficio scolastico regionale, dirama a tutti gli istituti della regione una circolare in cui si precisa che non sussistono ragioni di limitazione dell'uso dei simboli religiosi. Insomma, nessun divieto per il velo islamico. L'intento di Durì di prevenire tensioni e comportamenti violenti o a sfondo razzista, spiega Biasiol, è positivo, assolutamente discutibile invece lo strumento del divieto. Ancora polemiche. Poi di mezzo c'è la chiusura delle scuole per carnevale. Il primo giorno dopo la pausa, il 19 febbraio, Durì ritira la circolare che di fatto non è mai entrata in vigore per evitare ulteriori equivoci, dichiara. Si dice sorpreso dal clamore generato dalla vicenda, precisa di aver voluto solo condividere una riflessione con gli insegnanti e di non aver imposto alcun divieto. Racconta di essere stato subissato di telefonate, di aver ricevuto decine e decine di mail sia di approvazione che di insulti. Nessun divieto di indossare il velo dunque e nuove polemiche. Ecco, questo per fare un po' il quadro. Volevi concludere il tuo ragionamento? Sì, anche in merito a quello che è stato appena detto, penso che comunque ci sia fatta un po' di confusione tra l'ISIS e la religione islamica, perché nei mass media, non tutti, alcuni, dicono che l'ISIS si ispira alla religione islamica, ma io ho amici che sono di religione musulmana e tutto, con cui ho parlato e dicono anche loro che comunque non c'è nella loro religione né di uccidere né di tutte le cose che stanno facendo loro, e quindi probabilmente ha fatto anche il preside di quella scuola, ha fatto un po' di confusione. Ascolta, visto che tu dici che hai amici che appunto credono in questa, professano questa religione, hai parlato con loro anche di questa vicenda, di questa circolare? Sì. Cosa ne pensano loro, ad esempio, della questione dell'uso del velo islamico? Io ho parlato un po' con loro, ma comunque sono persone molto chiuse, molto riservate. E comunque pensano che comunque come noi nelle scuole elementari, nelle scuole medie teniamo il crocifisso appeso sopra la lavagna e cose del genere, non vedono perché loro non possano tenere il velo, che fa parte della loro cultura alla fine, cultura e religione. Ecco, ma di questo velo islamico chiedo, non so se anche c'è qualcun altro che vuole intervenire, si era mai parlato prima in classe? C'è qualcuno di voi che ha dei compagni che portano il velo? Era mai venuta fuori prima la questione o è esploso tutto adesso con questa circolare? Non vedo... È esploso tutto adesso. È esploso tutto adesso? Almeno da me.
Dov'è l'altro microfono? Voglio sentire. Vai, racconta. No, volevo rispondere che secondo me c'è una grandissima differenza comunque tra un crocifisso appeso in classe e un velo che porta una persona, nel senso sarebbe più da paragonare per esempio una collanina con un crocifisso al velo, e non vedo nessun problema in questo, anzi, perché è un simbolo che porto io e scelgo di portarlo, quindi se una ragazza sceglie di portare il velo è libera di farlo, a mio parere. Ecco, allora, torna un attimo sulla questione della differenza con il Cioè, il crocifisso in classe è un simbolo imposto. Tu dici imposto. che è comunque qualcosa che viene imposto sia Il crocifisso in classe è un simbolo imposto a tutti quelli presenti nella classe, possiamo dire. Mentre invece il velo è una persona che lo mette a lei stessa e basta, non è che sta dicendo ai compagni di classe di metterselo. Tu dici nessuno glielo impone, è una sua scelta, niente da ridire con la scelta personale. Se è vero che è una scelta personale, niente da ridire. Se gli è stato imposto, allora è già un altro discorso, però nel senso quello poi sarà un problema suo e delle persone che sono intorno a lei. Nella tua classe il crocifisso c'è? Nella mia classe c'è il crocifisso, sì. Qualcuno ha mai sollevato qualche problema, Sì, qualche osservazione? Chi? Certo. Raccontaci. Compagni di classe comunque, ma per lo stesso motivo che io sostengo una scuola laica, per cui non mi sembra giusto mettere un crocifisso pur avendo una famiglia cristiana, avendo avuto una formazione cristiana. Per lo stesso motivo per cui ci sono persone che potrebbero non accettarlo e quindi non vedo il motivo comunque, essendo uno stato laico, avere crocifissi in classe. Qualcun altro che mi racconta qualcosa, che mi dice le reazioni a queste circolari, a tutte le polemiche che ci sono state? Passa magari il microfono. Non fatelo girare fino a che torna al punto di partenza. Io vengo dalla stessa scuola di mio collega, mio compagno Luca, e pertanto anch'io ho il crocifisso in classe e condivido più o meno praticamente le stesse ideologie di Luca. Infatti anch'io sostengo una scuola puramente laica. E riguardo all'obiezione che si può fare, ovvero che il crocifisso sia un simbolo della cultura italiana, non credo che ciò sia abbastanza da poter sostenere comunque la presenza di tale simbolo in una scuola che si professa, secondo la Costituzione, come laica e che in tale Costituzione appunto venga stabilito come bisogni eliminare ogni ostacolo, ogni imposizione della religione. Comunque sì, pertanto... Questo sul crocifisso, sulla questione del velo, che idea ti sei fatto? Sulla questione del velo, ovviamente la stessa Costituzione promuove la manifestazione della propria cultura, della propria religione e vieta ogni opposizione verso questa esposizione e quindi ciò che ha fatto Dury è un atto totalmente illegittimo e Biasiol ha assolutamente fatto bene, secondo me, a riprenderlo e a imporgli il ritiro della circolare. Ecco, c'è un'altra questione, adesso lanciamo la pubblicità, ne parliamo subito dopo, però ve la lancio così possiamo durante la pubblicità fare mente locale. Quello che diceva il dirigente Dury, da cui nasceva poi questa riflessione, condivisibile o meno, è che lui riscontra un aumento delle tensioni tra i ragazzi. Lui diceva in particolare nella Bassa Friulana si è creato un clima per cui dopo tutto quello che è successo, dopo gli attentati, dopo le azioni dell'ISIS, anche non lontanissimo da casa nostra, non molto spesso, però capita che anche all'interno della scuola i ragazzi musulmani che vivono in Italia, magari anche da tantissimo tempo, vengano avvicinati o assimilati in qualche maniera a terroristi dell'ISIS. Quindi lui dice questa circolare o comunque questa riflessione nasce a tutela di questi ragazzi che rischiano di diventare bersaglio di chi per ignoranza, per degrado fa questo tipo di riflessione. Ne parliamo subito dopo la pubblicità.
Di nuovo in studio con Effetto Friuli Giovani, siamo partiti dalla discussa circolare sul velo islamico dell'Isis Malignani di Cervignano, il punto di partenza per una riflessione che in realtà poi si amplia, come abbiamo già sentito dai primi interventi, perché poi c'è la questione della libertà d'espressione, della laicità dello Stato e della scuola, che nei primi interventi sono già emersi. Ma riprendiamo la riflessione, dicevo prima della pubblicità che Dury faceva presente una situazione nella circolare, che è quella insomma di una sorta di clima che lui ritiene pericoloso, che si sta creando nei confronti degli studenti italiani musulmani che vengono in alcuni casi assimilati, pericolosamente assimilati ai terroristi dell'ISIS. Se si fa di tutta un'erba un fascio, c'è qualcuno che rischia di rimetterci. E citava anche, non si è sentito nella scheda, ma alcuni episodi dove non erano solo parole a volare, ma insomma ci sono stati atti di violenza. Ripartiamo da qui. Dunque, Dury si prefigge come obiettivo quello di favorire una maggiore integrazione e mettere un punto a questi episodi di violenza, a questa intolleranza. Però a mio parere pare paradossale l'eliminare un simbolo di una cultura quando si dovrebbe fare proprio l'opposto. L'integrazione avviene soprattutto attraverso al conoscere le altre culture, al condividerle e appunto ad impararle, a conviverci. Se noi eliminiamo ciò che fa parte della nostra cultura, ciò che ci caratterizza, ci uniformiamo, non impariamo nulla del nostro vicino e potremmo solo in futuro continuare a discriminare il diverso. Ecco, tra le osservazioni, se vuoi passare intanto il microfono, tra le osservazioni che sono state fatte da chi appunto è insorto contro questa circolare è che la formula del divieto in una fase delicata come quella che stiamo attraversando rischia, anziché di risolvere una situazione, di acuire quelle che sono delle tensioni che magari davvero ci sono. Prego. Ma allora, due cose veloci. Una intanto sul velo, che secondo me è semplicemente ridicola la questione, nel senso, cioè il velo non è un simbolo dell'Islam, perché ci sono moltissimi cristiani ortodossi che usano tuttora il velo, e una ragazza che è ortodossa mette il velo in testa e nessuno le dice nulla, non è che le dice sei islamica, ha il velo, appunto. Le nostre nonne fino all'altro ieri, che sono cattoliche, sono del Friuli, mettevano il velo quando uscivano e andavano in chiesa la domenica. Adesso prendersela col velo vuol dire che non hai nulla da fare dalla mattina alla sera e vuoi sfogarti su qualcosa, liberissimo di farlo, però adesso non mi fai del velo una questione di rispetto, di religione, cioè vuol dire che proprio ti sei impuntato su quello, anche perché sei un preside, hai gli strumenti non per far togliere il velo agli studenti che lo portano, ma per insegnare ai tuoi studenti che non hanno rispetto per le altre culture a conoscere le altre culture e istruirli. Cioè sei il preside, hai tutti gli strumenti per farlo. Se tu sei così cieco da far togliere il velo invece che fare un'ora di intercultura, di qualcosa, vuol dire che semplicemente non avevi voglia di risolvere la situazione, ti sei impuntato anche tu contro una che porta il velo, che non è assolutamente nulla di male. Il burqa è un altro conto, che il burqa va contro la Costituzione perché rende irriconoscibile l'individuo, ma un velo in testa se lo mettono, mia nonna se lo mette quando esce di casa e nessuno le ha mai detto che è islamica o che è una tentatrice che si vuole far saltare in aria, quindi stiamo parlando del nulla, insomma. E invece per quanto riguarda il crocifisso, io non ci vedo nulla di male, nel senso, trovo un po' strana questa associazione dello Stato laico con l'abolizione del crocifisso. Cioè, guardiamola da questo punto di vista. Non è laicismo, è uno Stato laico. Lo Stato laico vuol dire che io posso mettere il crocifisso se a nessuno dà fastidio, ma posso mettere anche una statuetta di Buddha, una parola con Maometto. Cioè, vuol dire che io sono in grado di rispettare l'espressione religiosa di ciascun singolo, non che vado a proibire l'espressione religiosa di qualcuno. Perché togliere il crocifisso? Se uno vuole mettere il crocifisso, che lo metta. Semplicemente lui mette il crocifisso, però non ti viene a far storie se tu vuoi mettere una statuetta di Buddha. Quello è uno Stato laico, non è uno Stato che impone tolleranza zero come è stato in Francia, e abbiamo visto in Francia cosa è successo, perché non erano
immigrati quelli erano, erano persone di seconda generazione vissute in Francia, che hanno fatto la scuola in Francia e poi hanno fatto una strage. Non è che sono venuti lì dal nulla, hanno vissuto la cultura del laicismo radicale francese. C'è una differenza sostanziale, che è la scuola laica e uno stato laicista, una società laicista. Piuttosto togliamo l'ora di religione. Ma a cosa serve l'ora di religione? Ma spiegatemelo. Cioè, viviamo in uno stato in cui un ragazzo di 18 anni che va a votare non sa chi è il Presidente della Repubblica o in che stato viviamo, e mettiamo un'ora di religione cattolica che non serve a niente. È una perdita di tempo che fa pagare professori in più per fare sorveglianza a quelli che non fanno religione cattolica, e ci accaniamo su sta crocifisso che è lì e non fa niente a nessuno. Ma piuttosto facciamo una battaglia, facciamo un'ora di cittadinanza e Costituzione che non è obbligatoria nel POF, togliamo la religione cattolica e insegniamo a questi ragazzi che a 18 anni quando vanno a votare sanno su cosa e per cosa vanno a votare. Ecco. Oh, un intervento accalorato, ci piace. Ci piace. Prego, aggiungiamo ancora qualche altro elemento alla discussione che si sta davvero facendo interessante. No, io volevo semplicemente fare un passo indietro e tornare alla questione più pratica. Io credo che sia di principio un errore molto grave, un gesto simbolico molto preoccupante e allarmante. Una persona della scuola, un dirigente scolastico, quindi con delle responsabilità importanti, che abdica al proprio ruolo di formatore, di educatore, e impone un'omologazione ai suoi studenti perché non è in grado di far apprezzare quella che è la cultura della diversità, che per fortuna esiste e arricchisce e continua ad arricchire e crescere i nostri studenti, le nostre scuole, è di principio un errore importantissimo. È grave arrivare a questo punto, cioè il momento nel quale, per l'incapacità della scuola di arrivare ai ragazzi, di aprire la mente, di farli crescere una cultura critica, un senso critico e di discernimento fra quello che è una religione e quello che è un fondamentalismo, eccetera, eccetera, e si accontenta di vietare e di omologare tutti, quindi di impoverire in realtà tutti quanti, sia chi porta o chi non porta il velo, sia chi professa o chi non professa una religione, è davvero una questione grave che ci deve mettere davanti a delle domande sull'istruzione nel nostro Paese. Grazie. Vuoi intervenire? No, volevo rispondere. Certo. No, volevo solo dire che dal mio punto di vista non era un punto di vista antireligioso, semplicemente il problema non è il perché no, ma il perché sì mettere il crocifisso in classe. Nel senso, o togliamo tutte le disposizioni per cui ognuno può mettere quello che vuole, oppure mettiamo una disposizione per cui si mettono tutti i simboli religiosi, che sarebbe una cosa impossibile. Tu per quale orientamento saresti? Per appunto togliere questa disposizione, ma non impedire, nel senso, come diceva lui, se uno vuole mettere il crocifisso in classe è libero di farlo, no? Ma basta non mettere il fatto che debba esserci in classe. Ok. Cioè, quella è la differenza. Prego. Allora, intanto volevo rispondere al mio collega, nel senso che ha assolutamente ragione nel momento in cui mi dice che proprio il dirigente scolastico è la persona che deve favorire comunque uno sviluppo all'integrazione comunque delle varie religioni. Però ci terrei a dire che non è il velo come oggetto ad arricchire una cultura, ad arricchire il bagaglio culturale di una persona. Diciamo che è l'insieme di tutte le cose, l'insieme di comunque questi comportamenti mantenuti prima di tutto dagli adulti e successivamente comunque da noi ragazzi, perché cresciamo ascoltando i loro punti di vista, i loro pensieri, a essere un po', diciamo, deviato, portato su una strada che io ritengo assolutamente inutile. Nel senso che comunque, a parer mio, sottoscrivo quello che ha detto il ragazzo di prima, non è il velo, non è come dire, il crocifisso, la statuetta del Buddha a cambiare il punto di vista piuttosto che il pensiero di una persona. È semplicemente il cercare di conoscersi indipendentemente da un velo, indipendentemente da una collanina col crocifisso, indipendentemente da qualunque tipo di pensiero, religione, filosofia che si segue. Grazie. Vado dal nostro ospite per chiedergli una prima riflessione sulla base, insomma, anche di quello che i ragazzi ci hanno appena detto. Božidar Stanisić, lo ricordo, presidente del centro Balducci di Giugliano. Sì, ecco, vi saluto tutti e buonasera. Ho ascoltato con la dovuta attenzione tutte
le vostre reazioni. Oggi mi sono messo un po' da informarmi sulla vicenda Cervignano perché l'ho sentita solo così, un po' di passaggio, e poi anche vi dirò perché la vedo come una cosa di passaggio a cui è data una importanza enorme. Io credo ingiustamente, perché ci sono tanti altri problemi non solo in Italia ma nell'Occidente intero, in cui episodi del genere in realtà portano a deviare da ciò che io penso che sia molto più importante. Poi anche dirò che cosa. Io dico al contrario di qualcuno che in qualche modo riesco a capire il preside di nome Duris, se non sbaglio, mi scuso se ho sbagliato, sì, che è un uomo che preside in un momento di guidare una scuola deve anche decidere. Ha deciso così. Poi ho letto anche le sue ultime interviste in cui in realtà io vedo anche, dico, un uomo che soffre un fenomeno che in Italia, purtroppo devo dire gli italiani, anche se ho la cittadinanza, ma ho tenuto sempre, diciamo, un occhio da straniero, ecco, così si vede meglio. L'Italia soffre di poca laicità in modo inconscio, Quando scoppiano, diciamo, casi, se dico scoppiano, è scoppiato il caso, parlavano tutti, era anche una situazione ideale che si spostassero in qualche modo, diciamo, problematiche che oggi io credo i giovani d'Italia devono renderne conto. A mio avviso ci sono tanti, perché dico, ecco, il mio figlio di cui lingua italiana è lingua materna, è venuto in Italia con 9 anni, con centinaia, migliaia di giovani italiani ha lasciato il paese per trovare lavoro in un altro paese e si parla del velo, C'è, diciamo, un divario, un abisso fra, dico, classe dirigente di vecchia data, che in realtà io dico sono come, a mio avviso, sono come cavallette che hanno mangiato il paese. Quindi i giovani d'oggi devono andare in realtà all'incontro di capire cosa è il parasitismo della politica, della casta, di tante altre cose. Porre anche, dico, delle domande che le faccio anch'io, dico, nel mio povero scrivere su qualcosa del quotidiano in Italia, dicendo: ma è possibile che noi non immaginiamo più la gente che riesce a lavorare e svolgere certe mansioni per 2-3 mila euro come altri, se dico ora, poveri cristi? Sì, tanti non fanno. C'è, diciamo, una classe, dico, privilegiata, ma io non voglio deviare il tema verso questo. Voglio dire solo che io credo che come ogni altra cultura, anche cultura islamica, deve incontrarsi con delle cose, ma dall'interno da essa. Quindi, come se io dico ora cosa posso io proporre ai buddisti, i buddisti sanno meglio cosa dovrebbero fare. Noi possiamo in qualche modo, dico sempre, entrare in contatto con l'altro è diverso e capire, come più di qualcuno ha detto, capire in un dialogo continuo, io direi anche infinito. Grazie, ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta, ci arrivano i primi messaggi. Sarebbe interessante conoscere come è nata storicamente l'usanza del velo islamico, potrebbe aiutare a capire un po' di più l'Islam. Ci dicono, poi arriva un messaggio per Gabriele, ti dicono che sei un grande, non si firma chi ci scrive. Non possiamo leggerli tutti questi messaggi, altrimenti se facciamo la lista dei complimenti ai ragazzi poi si montano anche la testa. No, scherzo. Allora, vorrei aggiungere un ulteriore elemento di riflessione. Per quanto i ragazzi se la cavino benissimo e abbiano già dimostrato di avere le idee molto chiare,
Utilizziamo come spunto un incontro che si è svolto un paio di settimane fa, 2 settimane fa esattamente, al centro Balducci di Zugliano. Il titolo era Fedi religiose e politica nell'impegno per la giustizia, la pace e la salvaguardia dell'ambiente. C'erano Pierluigi Di Piazza, che è l'anima del centro Balducci, c'era anche Romano Prodi, poi c'erano il senatore Vannino Chitti, lo scrittore e giornalista Claudio Sardo e c'era anche l'imam di Firenze, Izzedin Elzir. Allora ragazzi, adesso ascoltate con attenzione queste parole, è un estratto molto breve dell'intervento di Claudio Sardo, vi dicevo scrittore, giornalista, è stato anche direttore dell'Unità. La sua riflessione parte proprio dall'attentato contro Charlie Hebdo e affronta la questione non solo della laicità ma anche dell'interculturalità, per cui ascoltiamo e dopo facciamo qualche riflessione in merito. Prego. Quello che è successo in Francia è stata una cosa tremenda, una ferita nel nostro cuore, è stato l'11 settembre in Europa e ci pone il tema della laicità e ci pone anche una riflessione critica sulla laicità. La laicità non può essere soltanto una questione giuridica, non è soltanto un luogo della neutralità dove le religioni vengono incasellate in spazi predefiniti. La laicità deve essere il terreno del bene comune, del confronto per il bene comune. Non può essere uno spazio in cui le religioni vengono tollerate o considerate tutto sommato come una cosa che deve essere relegata soltanto nello spazio dell'individuo. Ma per uscire dallo spazio dell'individuo le religioni devono accettare il confronto sui valori comuni, non possono immaginare di imporre dei principi all'intera società senza che questi passino dal filtro di una condivisione intorno a dei valori che sono accettati. Questa io credo che sia la grande sfida. Dal modo come l'Europa affronterà il tema delle religioni dipenderà, io penso, gran parte del destino del pianeta, perché se noi saremo in grado di affrontarlo in modo che sia una crescita per la democrazia e per le nostre società, ne avrà beneficio il mondo intero, anche il Medio Oriente che oggi è una polveriera, o il mondo arabo. Interculturalità vuol dire accettare un confronto sui valori comuni. Multiculturalità vuol dire accettare la diversità delle religioni e in qualche modo relegarle tutte in ghetti separati. Io credo che noi in Italia, che abbiamo un'immigrazione più recente e che naturalmente non è un'immigrazione che non produce ferite sociali, però il modo come lo sapremo affrontare, se lo sapremo affrontare, può essere anche una lezione utile all'Europa. Oh, eccoci qua, queste le riflessioni appunto di Carlo Sardo. La laicità non è soltanto un luogo della neutralità. Un accenno in questo senso, una riflessione in questo senso mi pare sia già arrivata dai ragazzi. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, che è rimasto colpito magari in particolare da qualche affermazione che ha appena ascoltato, che vuole dirci qualcosa, vuole approfondire, vuole... Hai il microfono? Un'ulteriore aggiunta. Spesso viene detto che la scuola deve essere la palestra della vita. E delle libertà anche, no? E delle libertà. Gymnasium, mi dice il mio collega grecista. Pertanto, sì, grecista e latinista classico, insomma. Comunque, la scuola deve essere anche un terreno di confronto estremamente importante, deve essere un luogo per interagire tutti quanti. Pertanto, ancora una volta ribadisco come il tarpare le ali al confronto sia una scelta alquanto discutibile. Quindi tu sul confronto condividi? Sul confronto sì, assolutamente. Condivido il fatto che la scuola debba essere uno dei luoghi in cui esso viene maggiormente espresso. E promosso, quindi questo è. Allora vado a questo punto dai nostri prof, li tiriamo finalmente in ballo in questa faccenda. Partiamo da Cioli, una riflessione un po' anche, così ogni tanto tiriamo un po' le somme, no, di quello che viene detto, anche perché insomma la scuola è tirata in ballo direttamente questa sera. Certo.
il discorso che ha fatto il ragazzo è veramente puntuale. L'idea che la scuola rappresenti la palestra e, diciamo così, il tentativo di essere il modello della società. Quindi già possiamo discutere sul fatto se sia opportuno nella scuola di vietare qualche cosa che fuori invece è libero, come appunto l'utilizzo del velo. La scuola deve essere l'esempio, quindi la scuola per prima deve essere la promotrice di certi valori. A proposito anche del fatto e del contributo che abbiamo sentito, ricordo che per quanto riguarda la laicità molto spesso poi viene confusa con l'idea di tolleranza. La tolleranza è una parola che non va bene in questo contesto. Tollerare significa dover sopportare qualche cosa che mi dà fastidio, no? che devo per forza sopportare. Invece la parola è proprio quella dell'integrazione, della condivisione, della conoscenza reciproca. E allora in questo momento, se la scuola però in ogni caso diventa anche la palestra dove si sviluppano questi tipi di problematiche che sono in fondo il riflesso delle problematiche sociali, quelle che vediamo nel mondo esterno, diventa in qualche modo anche il pretesto per poter crescere attraverso il confronto. Nel senso, se ci sono degli errori che possono partire anche da dirigenti scolastici, da piccoli episodi, ben vengano questi errori se poi nasce questo tipo di dibattito, perché è un dibattito in ogni caso di crescita, è un dibattito in cui seppur ci sono delle frange che possono essere più convinte in posizioni estreme o altre invece che sono tese più a un'idea di progresso, il fatto che ci sia comunque questo dibattito è una palestra perché questo dibattito poi si ampli anche a livello sociale e in qualche modo possa risolvere le tensioni che si possono, insomma così, respirare ogni giorno anche fuori dalla scuola. Chiedo a Luca Martini, visto che si accennava in questa circolare a tensioni che ci sono, no, nel mondo della scuola, a situazioni che preoccupano in quanto possono degenerare. Noi abbiamo dedicato la prima puntata all'integrazione e la testimonianza che arrivava dai ragazzi era quella di una situazione non problematica, di una convivenza vissuta con totale naturalezza, insomma, questo era il senso, a parte un caso di una studentessa che segnalava invece una situazione diversa, insomma, all'interno della sua scuola. Com'è la situazione? Poi c'è differenza tra città e periferia, perché anche di questo poi si era parlato. Ma non so onestamente se c'è differenza tra città e periferia, tra l'altro abbiamo la fortuna secondo me di vivere in una città che è abbastanza a misura d'uomo, quindi non credo che ci sia molta differenza in questo. Personalmente nella scuola non vedo tutta la tensione che magari così potrebbe giustificare una circolare del genere. Vero è che la scuola è un ambiente particolare perché è un ambiente il cui tessuto è dato dagli studenti che sono giovani e i giovani per loro natura, io continuo a dirlo e continuo a crederci, sono aperti. Spesso quando un giovane si chiude al mondo, agli altri, lo fa più per imitazione dell'adulto, questa è la sensazione che ho. A scuola, è vero che la scuola è laica, tra l'altro apro una parentesi, vorrei spezzare una lancia nei confronti dell'ora di religione, perché spesso l'ora di religione, grazie anche all'apertura mentale di tanti insegnanti, è anche un'occasione di confronto all'interno del gruppo classe proprio. Comunque, al di là di questo, scuola laica non significa che bisogna spogliarsi di se stessi prima di entrarvi, perché altrimenti ci si entra vuoti e una volta che ci si entra vuoti rischia di annacquarsi un po' quello che è il confronto, l'arricchimento di se stessi e della comunità, perché anche noi spesso impariamo tantissimo da voi e quindi a scuola ci si viene vestiti della propria identità, anzi da portare anche con una certa fierezza, mi viene da dire. Allora, da questo ripartiamo, a proposito dell'ora di religione, poi chiaramente ogni ragazzo, ogni classe avrà la sua esperienza diversa. Io ricordo però che ai miei tempi l'ora di religione era l'ora che molto spesso veniva dedicata ad affrontare questioni che altri insegnanti non avevano tempo di affrontare, perché ci sono i programmi, perché questo e quello. Ai miei tempi, se fosse successo, si fosse scatenato un caso come quello, proprio l'ora di religione sarebbe stata invece occasione per appunto dibattere,
pure, Certo. quindi anche secondo me, poi ovviamente dipende da insegnante a insegnante, da ragazzo, da scuola, eccetera, eccetera. A proposito dell'identità, libertà d'espressione e identità, torno da Cioli a questo proposito. Ci sono tanti modi, no, per manifestare il proprio essere, la propria identità, e molto spesso questo passa anche attraverso l'abbigliamento. Non è solo il caso del velo islamico, ma cose anche molto più concrete e quotidiane che sfuggono la loro normalità, no, all'occhio dei più. Sì, allora la scuola in qualità di agenzia educante deve assolutamente promuovere la personalità, secondo me è una delle cose essenziali, quindi deve guardare con un occhio certo di rigore, che è il rigore dell'educatore, per evitare gli eccessi che vanno contro il buon costume, contro il senso della morale o comunque contro le cose che sono poco consone a livello sociale, ma in ogni caso deve promuovere la diversità e in qualche modo la proclamazione della propria personalità. Quindi di fronte anche al veto del velo ci troviamo un po' di fronte a un impasse, perché ci sono mille altri modi di dimostrare una propria appartenenza a un credo, a una passione, a un modo di essere, a un modo di presentarsi. E quindi rientra in una delle libertà che si danno ai giovani per riuscire a costruire pian piano la propria personalità. Ci sono anche altri elementi che magari risultano meno, visibili e meno fastidiosi del velo islamico, perché adesso è fin troppo facile trovare qual è il capro espiatorio verso cui dirigerci. Ci sono altri esempi che sono quelli di esibizione di altri segni, che possono essere segni politici più o meno accettati. Non so se vi capita a voi in classe di avere gente che esibisce o che proclama cose che potrebbero essere contro la Costituzione piuttosto che contro solamente il fastidio di avere esibizioni dell'Islam, se poi bisogna aver fastidio. Infatti io vorrei proprio chiedere ai ragazzi se tra di loro, all'interno del loro gruppo, notano molto spesso che ci sono dei comportamenti, oltre a quelli religiosi, che possono dar fastidio, dei comportamenti, delle esibizioni, delle caratteristiche di questo tipo. Ecco, lo facciamo, intanto i ragazzi ci pensano dopo la pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, leggiamo un paio di messaggi. Scusate, quando vado in un paese estero rispetto usi, tradizioni, religioni e simboli di quel paese, perché chi viene da noi non rispetta le nostre? E ancora, avete qualche minima proposta pratica per evitare che questo piccolo incidente si ripeta nel futuro e per cambiare almeno un po' l'intolleranza generale verso l'Islam? Chi scrive questo messaggio scrive anche PS Valerio sei un grande, così a proposito dei complimenti che arrivano. Allora, il primo dei messaggi è un'osservazione che ci sentiamo ripetere tantissime volte, poi magari vediamo se c'è qualche ragazzo che vuole rispondere in questo senso. Prima però, hai il microfono, prego. Buonasera, sono del Cecconi. Ti chiami? Mi chiamo Nicolai. Allora, volevo un attimino difendere l'ora di religione, perché secondo me, allora, per quanto riguarda la mia carriera scolastica, l'ora di religione è stata da sempre, sin dalle medie fino alle superiori ad oggi, l'ora in cui si poteva esprimere tranquillamente quello che si pensava, l'ora di confronto, l'ora in cui praticamente c'era la scioltezza del linguaggio, l'ora in cui si veniva favoriti al confronto, ecco. Quindi, poi il nostro professore Babbo, ecco, anche lui ci aiuta tantissimo, quindi ecco, vorrei affermare che l'ora di religione non è inutile, ma anzi spesso e volentieri favorisce il superamento di alcuni pregiudizi e stereotipi che si vengono a formare spesso e volentieri, quindi ecco,
insomma, forza... Per te è importante, forza guai solo per... esatto. Forza all'ora di religione. Guai se venisse eliminata, ecco, tutto qua. Va bene, passa magari dietro di te il microfono, andiamo. Ok, ciao, mi chiamo Silvia, volevo rispondere al prof. Cioli. Allora, sì, secondo me ci sono diversi ragazzi, anche parlando con appunto i miei compagni, che esprimono idee magari anche relative alla politica, che non, diciamo, sono anarchiche, che quindi vanno contro lo Stato, però secondo me comunque, appunto, essendo libertà di espressione, si può fare, ovviamente entro certi limiti. Non è che se io penso che l'Italia non vado a dare fuoco ai monumenti, no, sono cose che vanno fatte razionalmente, e poi comunque anche avere un dibattito sano con le altre persone può far cambiare l'idea, oppure comunque può fargli capire magari dove sbaglia o dove può essere migliorata la propria idea, e quindi secondo me è giusto avere un dibattito con idee diverse, se no avere anche, essere tutti della stessa identica idea non va bene, anche perché se no diventiamo appunto tutti uguali, però appunto va fatto nei limiti. Ecco, ci sono allora quindi queste magliette, queste felpe con messaggi? Sì, ci ma sono? anche tipo volantini nelle classi girano, quindi sì. Che possono essere ritenuti offensivi? Non offensivi, però penso che magari a qualcuno che ha un'ideologia diversa può comunque dar fastidio. Che non hanno nulla, cioè tu dici comunque politica come... Sì, ma politica, ma anche dal magari punto di appunto vista... religiosa, di qualsiasi tipo. Okay. Quindi secondo me si può dar benissimo fastidio alla persona. Ok, quindi qui cominciamo un po' ad allargare il raggio d'azione, ma prego. No, nel senso, cioè, non volevo. Io quella dell'ora di religione volevo proprio fare la sparata, però vedo che ha funzionato almeno. Quello che dico io non è che, cioè, tu mi stai dando ragione, perché hai detto che l'ora di religione, quella lì si chiama ora di religione cattolica, non ora di dibattito sui temi di cui gli altri prof non parlano. Cioè, capisci che mi stai dando ragione? Mi stai dicendo che l'ora di religione cattolica serve quando non fa quello che dovrebbe fare. E allora capisci che piuttosto che chiamarlo ora di religione cattolica e poi fare qualcos'altro, chiamatemelo ora di dibattito su attualità con un professore competente, che anche i professori di religione sono professori competenti. Il mio professore di religione, io faccio dibattito di fatti, è laureato in giurisprudenza e potrebbe tranquillamente spiegarmi come gira il mondo e gestire un dibattito sull'attualità come fa. Ma allora perché mettergli un nome per poi non tenere fede a quello che dovrebbe essere il suo scopo? Cioè, nel senso, quindi teniamola ma cambiamo le nome. Esatto, cioè perché non fa quello che dovrebbe fare. No. Volevo chiedervi una cosa, visto che si parlava anche di abbigliamento, abbiamo citato magliette, felpe che lanciano insomma messaggi di vario genere, ma a scuola c'è un dress code, un codice per quanto riguarda l'abbigliamento da rispettare? Ognuno fa quello che vuole, i professori ogni tanto magari vi fanno notare che magari quell'abbigliamento proprio adeguato non è. Chi mi racconta qualcosa? Prego. Sembra il gioco delle sedie, che chi si trova col microfono al momento della fine della domanda ha l'incombenza, dai. Riguardo agli indumenti scolastici? Sì, se esiste un codice, se sta al buon gusto, al decoro dei singoli, o se magari c'è qualche indicazione che arriva dai professori o dall'istituto stesso. No, magari penso più una volta era questo discorso che bisognava avere un decoro a scuola. Adesso ognuno fa quello che vuole. Ognuno fa quello che vuole. Tu trovi che ci sia qualcuno di indecoroso, che si presenta in maniera indecorosa a scuola? Anch'io sono abbastanza indecoroso quando vado a scuola, quindi non mi dà fastidio quello. Io volevo dire che si parlava prima di ritenere offensivo certi comportamenti di nostri coetanei. E, ad esempio il velo a me non dà fastidio perché un'altra persona diversa da me crede che indossare il velo appunto sia giusto. Invece ritengo offensivo che i miei coetanei che fanno parte della mia stessa religione, che però non sono magari praticanti, a parte che siamo in Friuli e questo fenomeno... Ti ho già capito. Ecco. Che la bestemmia è diventato un intercalare, soprattutto fra la mia generazione, la nostra generazione. Quello lo ritengo più offensivo. Anche questa è un'altra osservazione interessante. Prego, visto che hai il microfono anche tu.
Io volevo dire che comunque nella scuola che vado io non è che ci sia obbligo di vestirsi in un determinato modo, ma ovviamente i pantaloncini corti, le canottiere, quelle robe là sono proibite. Cioè ti mandano a casa, ti fanno cambiare o ti fanno mettere un'altra maglia perché non è decoroso, tipo, perché non... Condividi questa impostazione? In un certo senso sì, in un certo senso no, perché io che finisco scuola a metà giugno, perché inizio a metà settembre, fa caldo e ti viene da andare vestito corto, con i short e le canottiere. Logicamente però non è rispettoso nei confronti degli adulti o degli altri compagni che non si sentono di metterle. Però penso che come per il discorso del velo sia tutta una questione di rispetto alla fine, perché come era venuto fuori ancora un paio di anni fa, ma anche quando ero alle elementari io, problemi quando c'era il crocifisso e cose del genere. Presepe. Sì, tutte quelle cose là. Penso che comunque come le persone straniere che vengono nel nostro paese, frequentano le nostre scuole, si adattano, tra virgolette, alle nostre usanze, ai nostri modi di fare, noi per rispetto più che altro dovremmo un po' non adattarci, però comprendere e non essere subito a giudicare o a criticare le persone. Allora, chiederei alla regia di preparare il prossimo contributo. Ecco, mi dicono che è già pronto, perfetto. Ritorniamo nuovamente a questo incontro che c'è stato al centro Balducci per ascoltare il contributo di Izzedine Elzir. È imam di Firenze e portavoce dell'UCOI, che è l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia. Giusto per darvi qualche indicazione, lui è palestinese, ha vissuto nel paese d'origine fino ai 19 anni, poi è venuto in Italia per studiare. In Italia vive ormai da 25 anni. È nato da una famiglia musulmana, quando è arrivato in Italia ha deciso di approfondire appunto questa cultura, questa religione, nella quale evidentemente continua a riconoscersi. Ebbene, la riflessione, l'estratto che andiamo a sentire adesso è anche una sorta di risposta a quanto diceva Sardo sul concetto della laicità. Ascoltiamo le sue riflessioni, perché anche qui poi ci sono alcuni spunti da riprendere. Se la laicità, come è stata definita da te Claudio, ben venga questa laicità. Per tutti i musulmani. Non hanno problemi con questa laicità. Hanno problemi con la laicità, quella che dice antireligione, quella che può darsi era all'inizio. Infatti io non concordo con la laicità francese, che è diventata una nuova religione. Una laicità che realmente ha limitato gli spazi della libertà religiosi. La laicità, come io lo vivo ogni giorno nella nostra realtà italiana, vuol dire che lo Stato garantisce per tutti i suoi cittadini la loro libertà, ma non cancella la sua religione o il suo pensiero, o deve nasconderlo. Un altro argomento molto importante è il dialogo interreligioso. Io, come ha detto, provengo dalla Palestina, noi fra musulmani e cristiani viviamo come un'unica famiglia. Festeggiamo insieme, ma attenzione, non è per questo che io dimentico la mia fede religiosa o l'altro dimentica la sua fede religiosa o creiamo una minestrone di religioni nuove. Anzi, i miei fratelli cristiani festeggiano con noi la festa della fine di Ramadan come un valore civile. Lo stesso io festeggio il Natale. Questo aiuto interreligioso aiuta a scoprire noi stessi, la questione identità, e aiuta anche, un altro argomento molto importante, il dialogo interreligioso, a fare il dialogo intrareligioso. La questione della libertà e della violenza. Io credo, come crediamo tutti quanti noi, che Dio ci ha creati, per chi crede, diciamo, Dio ci ha creati liberi e nessuno può mettere limite alla nostra libertà. Il limite realmente è quella dell'essere responsabili di fronte alla nostra libertà, e allora se abbiamo la responsabilità, abbiamo buon gusto, non possiamo accettare la violenza. Dal dialogo
possiamo anche imparare di togliere uno dei pregiudizi che abbiamo, che spesso per noi l'altro, la diversità, vogliamo cancellarla, vogliamo eliminarla. E questo è il nostro pensiero, purtroppo. Dobbiamo cambiare questa descultura, una nuova cultura che l'altro è una ricchezza, una risorsa. Ecco, mi fa molto piacere che alcune delle cose che abbiamo appena sentito siano anche già state dette dai ragazzi, magari anche in forme e in modi diversi, però alcuni concetti sono già venuti fuori. Per esempio, prima si parlava del discorso delle diversità, no? Di annullare, eliminare in qualche modo le diversità come se fossero qualcosa di fastidioso o non so che altro. E poi c'è anche questo aspetto appunto del dialogo, del confronto, anche questo emergeva, e dice proprio dal confronto tra religioni, culture diverse, approcci diversi, ne nasce poi un arricchimento, per tutti e diceva aiuta a ritrovare la propria, a riconoscere la propria identità. Su questo volevo sentire qualcuno di voi, se condividete, se questo confronto è utile anche in questi termini per conoscerci meglio. Poi tra l'altro anche quello interreligioso, no? Nel senso che è in qualche maniera è anche quello che stiamo facendo noi oggi, a partire da un problema, da un caso, stiamo facendo una riflessione che magari diversamente non avremmo fatto. Sofia, il microfono, sì, prego. Io volevo dire due cose prima della pubblicità, comunque tranquilla. dico lo stesso. Allora, ricollegandoci a quello che abbiamo detto prima e che diceva prima la ragazza, sì, attenzione, cioè secondo me non ha senso in questo caso assimilare un abbigliamento che può essere poco consono a un fattore religioso, non c'entrano niente. È chiaro c'entrano che però con la libertà d'espressione. C'entrano con la libertà di espressione, espressione, cioè non toglie che però comunque la scuola, appunto abbiamo detto, abbiamo ripetuto, è palestra di vita, quindi se io reputo che l'abbigliamento di una persona non sia esattamente conforme al comune senso del pudore, sì, posso dirglielo, ecco. La seconda cosa, volevo fare un po' una provocazione, perché abbiamo cominciato a dire, e sono molto contenta, che è necessario che la scuola debba proporre il confronto tra i ragazzi, però abbiamo anche iniziato la puntata dicendo che non c'è stata discussione, e questa è una cosa che deve comunque far riflettere, secondo me. Io vorrei a questo punto, visto che io penso che i ragazzi siano disposti comunque in un certo senso ad aprirsi, come dicevano i professori prima, vorrei che veramente ci si togliesse da questa pigrizia di non affrontare il confronto e invece veramente si facesse qualcosa di concreto, che sia utilizzare l'ora di religione per parlare, per un po' conoscersi e per aprirsi agli altri, o che sia in qualunque altro modo. Secondo me va fatto, ma va fatto nel concreto. Ecco, in che modo? Cioè, facevi riferimento al confronto, all'ora di religione, cosa ti piacerebbe? In che modo ti piacerebbe che questo confronto entrasse a scuola? Sinceramente io mi aspetterei, diciamo, un'apertura un po' da parte dei professori soprattutto, perché è da lì che comunque parte ogni cosa, cioè sono il motore della scuola. Devo dire che però ci sono anche professori in molte altre scuole che conosco personalmente che lo fanno già. Ecco, ma perché non lo si fa secondo te? Tu parlavi prima di pigrizia, può essere quello, o è perché comunque esistono degli argomenti che possono essere un po' scomodi, o si teme che magari un determinato argomento provochi scontro anziché confronto? Qual è secondo te il motivo? Allora, scontro magari no, si tratta di una sorta di... forse c'è un timore da parte dell'insegnante di esporsi, o comunque un timore... nei confronti degli studenti, cioè, o non viene reputato sufficientemente importante. Trattare un determinato Purtroppo. argomento. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Effetto Friuli Giovani, ancora insieme, vi leggo un messaggio: usare il velo è una scelta personale, bisogna rispettare le scelte di ognuno. Anche questo insomma era emerso già a inizio trasmissione. Allora, diamo di nuovo la parola ai ragazzi prima di passarla nuovamente agli adulti. Prego. Sì, io volevo dire una cosa riguardo la libertà di espressione. Sì. A me dà un po' fastidio il fatto che per una ragazza o un ragazzo che porta oggetti o indumenti come il velo o il crocifisso che
fanno vedere chi è, perché la religione che lui professa. A me dà fastidio che un preside si soffermi su queste cose e non sul fatto che delle ragazze vengono ad esempio a scuola col vestitino a scellare. Allora, ok, la libertà di espressione, di come vestirsi e tutto, però la religione è una cosa personale che può creare dibattito e sono cose che c'è pensieri anche opposti. Invece gli indumenti, ecco, credo che in una scuola debba essere per prima cosa questo, piuttosto che la religione. Perfetto, grazie mille per il tuo contributo. Fai scorrere il microfono, prego. Io volevo rispondere a un messaggio, non quello che ha letto adesso, ma uno precedente, in cui dicevano qualcosa del tipo perché loro vengono qui e non rispettano le nostre tradizioni, mentre noi quando andiamo in paesi islamici le nostre donne devono mettersi il velo. Allora, questa è la differenza fondamentale tra quel tipo di Stato e il nostro tipo di Stato. Noi ci fondiamo sul liberalismo ed è qualcosa di cui in teoria andiamo molto fieri, tutti siamo pronti a dire che siamo per la libertà d'espressione, je suis Charlie, e quindi poi dobbiamo andare però fino in fondo ed essere coerenti ed andare fieri della nostra tolleranza e non pensare che questa sia una mancanza da parte nostra. Insomma, se tutta quella gente è scesa in piazza a Parigi all'indomani dell'attentato a Charlie Hebdo è stato proprio per celebrare la libertà d'espressione che caratterizza l'Europa e che è l'ultimo, insomma, il valore su cui ci appigliamo adesso che stiamo perdendo lentamente la nostra egemonia culturale, e quindi dovremmo andarne fieri, insomma, non dovremmo pensare che è una debolezza da parte nostra, anzi. Ti ringrazio moltissimo per il tuo intervento, anche perché in questo modo hai pure risposto al messaggio che c'era arrivato. Io ne avevo una. Sì. Ok, il mio intervento era relativo al messaggio che avevano detto che metodi utilizzare all'interno della scuola. Secondo me un metodo molto utile potrebbe essere di far venire all'interno delle scuole degli stessi rappresentanti di diverse religioni, così ognuno potrebbe sentire l'esperienza diretta che ha avuto questa persona, magari anche che si è trasferita in un paese estero diverso dal suo, quindi come la popolazione si è messa nei suoi confronti, come ha fatto lui, se si è adattato, se non si è adattato. Secondo me anche per uno stesso ragazzo sentire come ha reagito questa persona, quindi diciamo così, diversa da me stesso o anche da un altro, può anche far aprire le menti e quindi anche far nascere un dibattito sano. Grazie anche per il tuo contributo. Passa in fondo il microfono, intanto andiamo qui sotto, prego. Allora, riprendo la storia del velo per l'ennesima volta. Dico semplicemente che va bene il velo, però come è considerata maleducazione tenere il cappello in classe, può essere considerata maleducazione tenere il velo. Io non dico che non sia da tenere, perché comunque stai solo professando la tua religione, però se sei in classe lo togli, appena esci puoi rimetterlo, semplicemente. A te dà fastidio, quindi? Non mi dà fastidio che una persona professi la propria religione, perché è giusto, però come il berretto viene considerato un segno di maleducazione, il velo è pur sempre un copricapo alla fine, quindi può essere considerato tale. Allora, abbiamo una telefonata, poi se c'è qualcuno che vuole replicare. Chi abbiamo in linea? Buonasera, sono Kacem Latifa, sono tunisina. Sì, buonasera. Buonasera, io sono stata sposata con un italiano, ho 2 figli, una dell'83 e una nell'82. L'ho battezzati, ho mandati a scuola, hanno studiato religioni cristiane. Non l'ho mai detto la mia religione, l'ho lasciati scoprire da soli. Addirittura non sono andati a comprare il Corano loro da Milano, l'hanno ordinato, volevano scoprire, perché io non volevo che loro studiassero da soli. Fino a 5 anni superiori hanno studiato religioni, ho sempre firmato. L'ho lasciati che loro scopriscono religioni cristiana, musulmana da soli e scelgono quel che vogliono. Come si trova lei qui? Ci ha raccontato dell'atteggiamento che ha avuto nei confronti dei suoi figli. Ma I miei figli hanno sofferto tanto. Per quale motivo? Il motivo perché sempre i suoi compagni da piccoli
tua mamma marocchina, anche quando era il bambino aveva solo 6 anni, adesso ne ha 29, andava a scuole elementari, una bambina gli ha detto tua mamma marocchina, lui l'ha spinta e l'ha fatta cadere. Loro subito hanno chiamato assistenti sociali, hanno chiamato psicologi, hanno detto il bambino ha problemi, invece non l'hanno chiesto perché, lui si vergognava a dire. Addirittura dopo è diventato obeso, dei problemi di questa cosa qua. Le chiedo una cosa, questo succedeva quando appunto i bambini erano piccoli, mi pare di aver capito che avevano 5 anni. Adesso grandi. Ecco, adesso la situazione è cambiata, c'è integrazione, o comunque ci sono dei problemi che rimangono? Sempre ce l'hanno quelle complessità, addirittura veniva il bambino a casa e diceva vuole una mamma italiana, pensaci, sono arrivati anche a quel punto lì. Signora, la ringrazio moltissimo per questa sua testimonianza. Grazie davvero per averci chiamato. Buonasera a lei. E questo aggiunge un altro elemento, ci dà una nuova prospettiva, ci fa guardare a quello che stiamo dicendo in maniera diversa. E mi riallaccio a quanto veniva detto poco fa. A volte conoscere le esperienze, il vissuto degli altri può essere estremamente utile. Proprio per evitare che magari si creano situazioni come quelle che raccontava appunto questa signora che insomma penso facciano riflettere ognuno di noi. Vado dai nostri adulti, anche perché insomma sono venute fuori un po' di cose. A Božidar, Stanis, ci volevo chiedere qualcosa a proposito del dialogo interreligioso, no? Della convivenza tra credo diversi. Io citavo in apertura l'esperienza di Sarajevo, città appunto dove religioni diverse convivono. Qual è secondo lei la strada possibile? E le faccio questa domanda anche tenendo conto insomma di quanto ci hanno già raccontato, no? I ragazzi. Sì, ma bisogna distinguere perché durante il socialismo le chiese non avevano, nell'ex Jugoslavia, non avevano nessun potere politico ma anche economico. Dopo i cambiamenti, chiamati certamente democratici, tutte le chiese hanno preso anche un certo potere. Quindi quando c'era, io direi, ecco, Sarajevo come Gerusalemme d'Europa, quando le chiese non avevano proprio questo potere, si sviluppava anche fra la gente, direi, si sviluppavano delle relazioni molto positive. Ecco, io posso fare una digressione. Io sono seduto qui, quasi 23 anni, sono in Italia, ma appartengo a quella razza, direi, delle persone che non pensavano mai lasciare il proprio paese. E anche dopo tutto ciò che è accaduto in Bosnia, dopo la guerra fratricida, dopo l'assedio di Sarajevo, dopo il crollo, il bombardamento del ponte di Mostar, come tutti simboli emblematici, eccetera, io direi, se qualcuno mi pone la domanda, ma tu, se fosse possibile rinascere di nuovo, dove rinasceresti? Direi di nuovo in un paese, sempre dico, multietnico, perché così si conosce anche meglio l'uomo, si conosce meglio nonostante, direi nonostante tutto, perché questi ragazzi seduti stasera, io credo senza offesa nessuna, forse non sono diciamo abbastanza coscienti quanta energia positiva hanno dato da sé stasera, dibattendo, dando anche diciamo certe proposte. Io non posso dire che aspettavo che si dibattesse stasera sull'esteriorità e interiorità dei simboli, perché io credo, come in Bosnia si dice in modo molto simpatico, vedete quell'imam ha grande turbante ma c'è poco imam sotto turbante, quindi direi in qualche modo mettere crocifisso, io non dico solo nelle scuole italiane, ma anche direi tedesche, spagnole, eccetera, con tutte disuguaglianze sociali, per le quali io direi che anche Gesù Cristo piangerebbe, quante ne sono oggi in Europa, con anche delle generazioni perdute, mi scuso, ma quando uscirete dalla scuola vi incontrerete con certe problematiche, mi scuso di questa nuova digressione. Perciò direi che vivere fra gli altri e con gli altri è un'esperienza in più
che forse si moltiplica di più quante diversità ci sono presenti. Qualcuno dei ragazzi aveva detto anche che forse, usando il termine egemonia, è vero, il mondo più ricco è egemone ancora, crea delle crisi, qualcuno si chiede perché qualcuno parte. Io dico, a mio avviso, che nessuno parte con la propria volontà, nessuno, che siamo chiari. Però quando uno arriva, bisogna anche accoglierlo, perché è anche la prova della nostra umanità. Ecco, io sono stato accolto dopo la mia fuga perché non volevo indossare nessuna divisa, mi sono trovato a Trieste, si è subito creato un diciamo, cerchio di amici che mi hanno aiutato, che poi anche mi hanno aiutato di trovare una sistemazione nel centro Balducci. Ecco, dico così in parole povere, io conosco l'Italia di apertura, ma capisco anche chi conosce altri lati dell'Italia e dell'Europa. Per questo dico, finisco non volendo togliere spazio agli altri, che i giovani di oggi forse abbiano più peso della responsabilità che delle generazioni precedenti. Le chiedo io una cosa, visto che si parlava anche della questione laicità, diceva prima Cioli non parliamo di tolleranza perché comunque c'è qualcosa di negativo in questo termine, ma parliamo di integrazione. Le chiedo, laicità è anche accoglienza? Ma laicità sì che certamente che è l'accoglienza, anche se in molti casi ha l'impronta religiosa. Perché io ho conosciuto in Italia, anche in Slovenia dove sono stato prima, tante persone convinte nel loro credo. Ecco, io dico, io non sono praticante, non vorrei allargare questi discorsi su questo versante, però dico, laicità a mio avviso dovrebbe essere la base e anche togliere certi pesi e alcune simbologie. Grazie anche per questo contributo. Ci fermiamo per la pubblicità, poi abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme. A tra poco. Eccoci nuovamente insieme, abbiamo ancora un po' di tempo da trascorrere insieme. Questa sera verrebbe veramente voglia di andare avanti perché credo che le riflessioni siano particolarmente importanti e così mi viene da pensare che molte delle riflessioni, dei commenti, delle osservazioni che sono state fatte questa sera meritavano davvero titoli e prime pagine di giornale, probabilmente più di altre considerazioni, questo senza voler offendere nessuno. Però mi piace che dal mondo della scuola arrivino messaggi di questi tipi, che sono chiari, sentiti, poi ovviamente si può essere d'accordo o meno, questo è un altro discorso. Però c'è una spontaneità e una semplicità, ma insieme anche grande convinzione che mi piacciono davvero, quindi complimenti a tutti. Allora, un messaggio: secondo me non è giusto che lasciano usare il velo perché se io vado a scuola con il passamontagna non mi lasciano entrare. Vabbè, dai, passa un attimo. Cioè, quello che vorrei dire è che il velo e il passamontagna sono, penso, ovviamente due cose diverse e due simboli diversi. Cioè il velo, sentito come un simbolo e una tradizione della propria religione, è diverso da andare a scuola con il passamontagna. Cioè, penso che questa sia una generalizzazione veramente, senza offesa per chi ha fatto il commento, però un po' stupida, un po' inappropriata. Va bene, grazie. Allora, abbiamo qualcuno che vuole fare qualche osservazione? Francesco aveva in sospeso, credo. Avete un microfono in zona? Sì, vai. Una cosa, vabbè, già, dato che ci siamo, cioè, non ha capito nulla quello che ha scritto questo messaggio, senza offesa. Non so se si sia sintonizzato adesso, però cioè, non ha le idee chiare. Il passamontagna non lo puoi mettere perché non ti permette di essere riconosciuto, idem per il burka, il velo invece ti copre sopra la testa, non so se hai presente, ma la testa rimane scoperta. Cioè, è una questione di logica, ma a parte questo... Non fare il provocatore, che dopo arrivano altri messaggi e non abbiamo tempo per rispondere. Sono venuto qui per questo, quindi mi diverto. Ma vabbè, dicevo, a lui volevo rispondere dicendo che
Perché parlava del cappello che si toglie, volevo semplicemente dire che non è vero, perché per il Bon Ton e anche per il Galateo le donne invece sono autorizzate a tenere il cappello in testa nei luoghi chiusi, e anzi prima del Concilio Vaticano II che tutti conosciamo, la religione cattolica diceva che le donne dovevano entrare in chiesa, ad esempio, col capo coperto, ed era obbligatorio. Quindi che bisogna togliere il velo per Bon Ton, no, non è vero, cioè, è una cosa completamente inventata. Ma a parte questo, mi ricollego proprio perché prima si parlava di indumenti e volevo fare questa piccola osservazione. Perché una mia battaglia, che può essere stupida e molto superficiale, è diventata questa. E io a scuola, da qualche mesetto, ho deciso che all'assemblea di istituto vado con un papillon, vestito in giacca e papillon. Ora vi spiego il perché. Perché adesso stavamo parlando del fatto che uno magari non lo lasciano andare con i pantaloncini corti, magari si scandalizzano per il dilatatore, ma non è questo il problema, ormai quella è diventata la normalità. Bensì, se uno va vestito elegante perché gli piace, perché è una questione di estetica, e va in cravatta, i professori gli tirano fuori una baraonda allucinante perché ha la cravatta. Cioè io adesso dico, non è questo il rischio della società di massa, ci facciamo uniformare sempre in una direzione, non è perché ci siamo aperti ai rasta e dilatatori, che a me va benissimo, a me non fa né caldo né freddo, dobbiamo dire che uno è stupido perché si mette la cravatta, è un senso di estetica, il gusto del bello, c'è il gusto del bello, preserviamolo, bisogna bilanciarsi da una parte e dall'altra, non c'è solo il pensiero unico che dice bisogna pensare a tutto, però se uno si mette la cravatta allora gli fanno storia, e quindi questa è la mia battaglia, quindi andate all'assemblea di istituto con i papillon. Allora, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Una domanda? Allora, mentre arriva il microfono, solo un'osservazione. Abbiamo pochissimo tempo, però sempre dall'incontro del Centro Balducci, non riesco a proporverlo, scusate ragazzi perché sennò facciamo confusione in finale. Vannino Chitti, c'era un suo intervento, volevo riprendere solo un piccolo pezzo, proprio per il fatto che non riesco a proporverlo. A un certo punto della riflessione, lui fa questo tipo di osservazione e sostiene, in virtù proprio di quello che sta accadendo, del dibattito anche che si è aperto, vede l'Europa e anche l'Italia, che vive un'immigrazione giovane, se vogliamo, come ottimo terreno di sperimentazione. Sperimentazione per tutto poi quello che stiamo dicendo qui quest'oggi, per quanto riguarda il dialogo, il confronto, insomma l'apertura, l'integrazione, e quindi questa potrebbe essere una sfida interessante, una sfida che in qualche maniera abbiamo giocato anche qui questa sera. Prego. Non mi ricordo il nome però. Vuoi fare una domanda al Presidente del Centro Balducci? Sì. Vai. Volevo chiedere riguardo al centro, come vivono le diverse etnie tutte assieme? La vita nel centro non si era mai nascosto, c'è diciamo un'armonia però che, come diciamo, sempre relativa nel senso che si trovano delle difficoltà che non dipendono spesso da ciò chi appartiene a quale nazionalità eccetera, ma soprattutto per diciamo la struttura degli ospiti, perché ciascuno porta la propria storia e queste storie spesso sono segnate dai fatti che l'hanno vissuto. Ora io non posso raccontarvi che cosa poteva subire una donna, diciamo, eritrea, etiopa o somala, partendo dal proprio paese andando verso coste libiche, eccetera. Si subiscono anche delle violenze, oppure gli uomini che lasciano, giovani che lasciano le famiglie e così. Quindi si vive dico, un'atmosfera, una vita che senz'altro dovrebbe essere in qualche modo, dico, osservata con l'attenzione. Vado dai prof a questo punto, è il momento di arrivare alle conclusioni, no? E quindi lascio a voi il compito, insomma, di una riflessione finale. Ma si è parlato di libertà e della possibilità all'interno della scuola per i ragazzi di esprimere se stessi, e questa è una libertà
sacra, usiamo adesso a questo punto questo termine. Mi chiedo quante volte però questa libertà venga in qualche modo impedita per una forma di autocensura, per paura del giudizio degli altri, perché spesso esprimere se stessi vuol dire anche un po' mettersi in gioco e spesso l'attività censoria arriva non dall'altro ma arriva proprio da se stessi, si vede evidentemente che non si è a proprio agio. Questo anche vediamo a scuola. Ma io vorrei solamente concludere dicendo che la nostra Costituzione, che è piena di paroline difficili, in realtà ha un'anima fantastica. D'altra parte è uscita fuori dopo un momento che era particolarmente buio della storia italiana, ma della storia europea e mondiale. E oltre alla parola libertà, diritti, democrazia, c'è la parola persona, e la parola persona va oltre all'idea della fede religiosa. Laico potrebbe essere questo senso, cioè prima bisogna considerare la persona che è l'elemento complesso che racchiude in sé tutti questi elementi, tra cui anche quello religioso. Quindi quando si pensa alla complessità della persona e al rispetto che si deve avere di fronte alla persona, e anche il contributo della signora che ci ha chiamato prima ci deve far prima pensare al rispetto della persona rispetto a quello che invece sono le convinzioni religiose e le dinamiche che si svolgono. Se noi ripensiamo appunto a questo concetto di importanza della persona, forse anche riusciamo a guardare con altri occhi tutte le diversità e a capire in che direzione andare. E mi sembra che i ragazzi, insomma, ce l'abbiano in qualche modo non chiara, ma sanno che bisogna contare per riuscire a conquistarla. Allora, siamo in chiusura, diamo il microfono a chi questa sera ci accompagnerà e ci saluterà con la musica, però prendetevi il microfono, prima due note. Beh, intanto ringrazio Božidar Stanisić per la sua presenza, per le sue riflessioni, per il contributo che ha dato a questo confronto questa sera. Ringrazio naturalmente anche i prof, Martini e Cioli. Beh, i ragazzi, inutili dirvi, vi ho fatto troppi complimenti, basta, perché se no dopo qua prendiamo una brutta piega. Allora, un paio di note di servizio. Visto che abbiamo parlato nel corso di una delle puntate anche di orientamento, futuro lavorativo, eccetera, volevo segnalarvi, magari qualcuno di voi è interessato, che c'è un appuntamento a Udine Fiere dal 4 al 7 marzo con la 9ª edizione di Young, il Salone delle Professioni e della Formazione al servizio delle nuove generazioni. È un'iniziativa che è rivolta in particolare agli studenti che frequentano gli ultimi anni delle scuole secondarie delle province di Udine e Gorizia. Young propone sostanzialmente uno spaccato di quella che è l'offerta didattica e formativa post diploma e post laurea. Quindi se siete a caccia di idee, se siete a caccia di ispirazioni, l'appuntamento è dal 4 al 7 marzo a Udine Fiere. Young è organizzato da Udine Gorizia Fiere, Fondazione Krupp, anche dall'Ufficio Scolastico Regionale, MIUR, in stretta collaborazione con Regione, Camera di Commercio di Udine, Università degli Studi di Udine e le consulte degli studenti del capoluogo friulano e isontino. Per finire, e vi lascio subito la parola, giuro sarò brevissima, un accenno al tema che affronteremo venerdì prossimo, nella prossima puntata. Si sta avvicinando l'Expo. E allora parleremo di questo, di alimentazione, di cibo, faremo una serie di osservazioni intanto sul rapporto che c'è tra cibo e identità, che cosa raccontano di noi i cibi che mangiamo, i piatti tipici anche di questa regione, che cosa raccontano del Friuli, che cosa raccontano di noi. Parleremo poi naturalmente anche del rapporto che i ragazzi hanno con il cibo. È davvero tutto, vi saluto, vi do appuntamento a venerdì prossimo e vi lascio ovviamente alla musica. Grazie. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy of love. You are wonderful. You are worthy of love. We give you glory, Lord, as we honor you. You